A scuola di cucina e soprattutto corretta alimentazione con un pluripremiato chef. Questa è l'iniziativa di stamane alla scuola dell'infanzia Malaguzzi del villaggio Peruzzo d'Agrigento, dove il nonno di una delle alunne in collaborazione con l'istituto ha organizzato una giornata ludico-educativa per i baby alunni. Che non è la prima volta che incontro i ragazzi dell'infanzia, perché è da lì che dobbiamo partire per una giusta alimentazione. L'educazione sull'alimentazione che tanti bambini non hanno perché vedono la pubblicità e non sanno quelli che sono veramente i prodotti sani, genuini e semplici. È da qui che dobbiamo partire. Questo è il primo giorno all'Associazione Cuochi di Agrigento, quale io rappresento, e ci sono tanti altri miei colleghi, e la scuola alberghiera Ambrosini di Favara che mi collabora con la presenza di un docente e anche un vicepreside dell'alberghiero, e i lady chef che oggi sono importanti nella nostra categoria, che prima sconosceva Agrigento e che ora ce ne sono tanti. Io spero di farne altre, perché penso che sia questa la strada giusta per farci capire ai bambini che basta mangiare delle cose semplici e buone, e così conserveranno la salute più a lungo. Nello specifico cosa gli sta insegnando a preparare? Cosa stiamo preparando? Stiamo preparando dei frollini, quindi con biscottini con pasta frolla, con la Nutella, con la cioccolata, con il pistacchio, con le mandorle. Come ti chiami? Tommaso. Che mi dici di questa giornata? Ti stai divertendo? Sì. Sei felice che la scuola finisce o no? Io mi chiamo Emma. Com'è stata questa giornata? Ti è piaciuta? Sì. Io mi chiamo Chiara. Sofia. Tu sei la nipote dello chef, com'è nonno? Bello.